Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Lunedì 29 giugno andiamo a vedere come hanno performato le principali piazze europee. Si sono mosse all'insegna della prudenza, anche Milano si è allineata alla cautela imperante in Europa. Andiamo più nel particolare e tra gli indici di Eurolandia nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, in colore anche Londra, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente e senza slancio neanche Parigi. Milano, il FTSE MIB sostanzialmente stabile. Tra i titoli più importanti troviamo Avio, Diasorin, Saipem e Eni. Peggiori performance invece per Buzzi, Inuit, Stellantis e Nexi. Per quanto riguarda lo spread si attesta a 74 punti base, con il rendimento del BTP, il decennale, che si posiziona a 3,58%. Le borse comunque hanno uno sguardo che rimane focalizzato sulla fitta serie di driver di questa settimana, a partire dal forum della BCE a Sintra, che si apre proprio stasera alle 18:30 con il discorso di Christine Lagarde e culminerà mercoledì con una tavola rotonda sulle conseguenze dello shock petrolifero. Ci saranno poi dati sull'inflazione nell'Eurozona con la Germania martedì, quindi domani, il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti anticipato a giovedì a causa della chiusura di Wall Street di venerdì per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Sul fronte macro odierno è migliorata comunque oltre le attese la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di giugno 2026. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, leggermente in calo, perde terreno anche l'oro e invece il petrolio continua gli scambi con un aumento a circa $70 per barile. Grazie per essere stati con noi. Avete ascoltato La chiusura delle borse.